Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, nuova settimana. Il giorno dopo del pareggio in extremis del Cagliari contro il Verona, ma è una settimana dove c'è l'infrasettimanale. Il Cagliari giocherà già giovedì 30 alle 18:30 contro il Sassuolo all'Unipol Domus. Do il buongiorno anche a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno, sei vivo? Vivo, perfetto. Bene. Vivo e imbattuto, soprattutto. Perché sapevi che di dover tornare Esatto. con un risultato, perché Esatto. sennò non saresti più... Più partito, esatto. Esatto. È andata Bene. dai, è andata bene. Ma È andata bene vediamo. che sei vivo e vegeto, sei bravo. tra noi, sei ancora tra noi. Insomma, questa è una grande notizia. Facciamo entrare la punta centrale, scusa. Certo, per punta centrale. Eccola Il qui, la terzinaccio punta di fatica, Gali punta centrale. Questo Bravo. è Vabbè, la io me verità. lo ricordo anche in porta, eh. Beh, gran portiere, a Esatto, calcetto gran portiere. gran confermo, ha portiere. parato l'impossibile. C'è È un come dire che la Caprile, Fiorentina si deve salvare perché è là sotto in classifica, cioè non è che Attenzione. vabbè, va detto che io a calcetto sono un po' il Caprile del lunedì, però vabbè, detto questa è poca miscredenza da parte di Francesco Aresu. Umiltà. Ben ritrovati, ben ritrovati. non è questione di miscredenza o altro, cioè è proprio vabbè. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Mi fa piacere che Luca sia rientrato da Verona. Però è imbattuto, Roby, tengo a precisarlo, perché la mia paura più grossa era quella. Però già arriveranno le trasferte. È solo una questione di tempo. Bravo. E via un po' passata. Non vantarti non lo so. troppo, non vantarti Bravo, troppo. mai di vantarsi. Leonardo. Guarda, ti puoi vantare solo no. in un caso. Se riesci a fare i miei stessi punti in Puglia. Io in Puglia No, proprio... vabbè, imbattibile. No. Avevo già in una precedente vita un ruolino di marcia impietoso. Appunto, per Quindi quello che è andata benissimo. non ti mandiamo in trasferta più. Vabbè, Grazie. la prossima tocca a me, ricordiamolo, vado a Como, dagli amici di Como. Anzi, prima c'è Roby che va a Roma, poi vado io infatti, a Como in direi realtà. di no. C'è prima la Lazio e poi mi tocca questa bella trasferta a Como che non ho fatto l'anno scorso e quindi ci tengo tanto, sia per ritrovare gli amici del Circolo dei Sardi di Como che ho conosciuto a Ponte di Legno, ma poi soprattutto anche per vedere questo meraviglioso Como di Fabregas, insomma, vediamo un po' cosa dirà il campionato. Comunque, iniziamo a parlare di questo Cagliari. Esatto. Iniziamo. Allora, io vi faccio subito una domanda che ieri mi sono perso un po' il post perché c'era un po' di baraonda. Ma la domanda è Baraonda, stavi solamente lavorando. No, sì, vabbè, nel senso che avevo l'inviato in trasferta solitamente fa quello questo, a fianco, quello e quell'altro. Quindi no, perché tendenzialmente. vi ho dovuto lasciare, ecco. Quindi non ho sentito i vostri commenti nel post partita, ma diciamo che ci sono state 3 partite, possiamo dirlo, in una. Nel senso che il Cagliari all'inizio non è partito male, anzi, l'occasione di Borrelli dopo 3 minuti, il gol del Verona ha cambiato un po' tutto, il Cagliari è scomparso e poi è rinato a un quarto d'ora dalla fine, con errori da parte del Verona, perché comunque era una partita
assolutamente intascata, possiamo dire, anche parlando un po' con i colleghi, non si spiega, ma anche Zanetti in conferenza, insomma, non era di buon umore, mettiamola così. Altri punti buttati e non capisco come, questo è stato ad uno dei aprile stava commenti. per piangere Zanetti Esatto. in conferenza stampa, Ma, giusto per ma essere... io me lo ricordo anche a Cagliari, insomma, c'è sempre questa situazione, ma è capibile, assolutamente, ragazzi. Dopo 75 minuti, sei 2-0, ti aspetti comunque di portare la prima vittoria. Roby, E la domanda qual è però? no, no. La domanda è, queste 3 partite in una, alla ok. fine, cosa hanno portato al Cagliari? Un punto e basta? Anche scelte di formazione, qualche giocatore lasciato in panchina, esempio Luperto, che magari si può fare anche un piccolo approfondimento da questo punto di vista, perché per scelta tecnica, per il discorso delle 3 partite in una settimana. Però non giocava hanno nemmeno portato- Mina e è messo fuori anche Luperto. Hanno portato un punto importante per come è arrivato, soprattutto hanno dato la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che questa è una squadra che anche nelle partite in cui gioca male riesce a fare punti contro le pari di livello o le squadre che hanno un qualcosina in più. Io credo che le partite davvero belle del Cagliari fin qui siano state forse 3. Fiorentina, Napoli e Lecce, ok? Perché anche contro il Parma hai vinto, ma hai fatto molto male a livello di occasioni concesse, contro l'Udinese oggettivamente meritavi di perdere, ieri potevi perdere, secondo me ieri non meritavi di perdere se consideriamo le occasioni avute, perché comunque sia sono state molto più clamorose quelle del Verona, per come si era messa la partita, chiaro che il Verona ha 2 punti persi e il Cagliari un punto guadagnato, però se magari avessi segnato con inizio partita con Borrelli o con Gaetano, secondo me la partita sarebbe andata diversamente. Poi nell'economia totale della gara è normale che arrivi all'ultimo quarto d'ora vicino 2-0 e il Verona abbia tanto con se stesso da recriminare. Però comunque questa è una squadra che sta, secondo me, overperformando a livello di risultati, come direbbero quelli bravi, match analyst alla Matteo Zizzola e Pier Vincenzo Mureddu, ossia concede tantissimo, a volte subisce, a volte non tanto quanto dovrebbe, però poi porta a casa dei punti. Chiaro che per un progetto nuovo riuscire a fare punti anche quando magari sei meno brillante è importante. Io capisco anche che i tifosi vedano i campanelli d'allarme, perché uno dice non girerà sempre bene, poi magari arrivano le settimane in cui devi perdere 2-0, perdi 2-0, arrivano le settimane in cui magari potresti pareggiare 1-1 e perderai 1-0, o le volte in cui devi vincere e magari pareggi o perdi. Ci sta. Il pessimismo cosmico fa parte di noi, specie di gente che racconta uno sport in Sardegna che, salvo alcuni picchi, è veramente proletariato puro, e quindi va bene non voler essere mai ottimisti nella vita, non voler mai guardare troppo in là, e forse è anche un pregio lato sardo questo, non riuscire, un pregio e un difetto, entrambe le cose, però nei momenti di difficoltà diventa un pregio il saper non fare il passo più lungo della gamba. Detto questo, io credo che il Cagliari torni da Verona, al di là che con il punto, con le consapevolezze che ci sono alcuni giocatori che possono rendere di più, che magari sono stati usati meno, altri giocatori che devono dare di più e magari meriterebbero altre più panchine. Secondo me l'unico vero caso è quello di Luperto. Esposito, spero che Pisacane, nonostante la giovane età, abbia giocato la carta psicologica per provare a dargli una scossa e quindi farlo rendere da subito bene, senza dimenticare che questa è una squadra comunque sia non profonda e secondo me neanche a livello di qualità e neanche così forte in generale, che quindi con 3 partite ravvicinate sia anche quasi naturale che un minimo di turnazioni debbano esserci, e forse farle per farle, proprio per non rischiare l'impatto emotivo anche davanti alla propria gente di una formazione strana come quella di ieri all'inizio, è stato più facile nella testa di Pisacane farlo a Verona. Però questa è una mia lettura, ovviamente. Ci sta. Fra? No, vabbè, guarda, ho praticamente finito la mia ripresa della partita di ieri, che insomma, a breve pubblicheremo anche. L'abbiamo detto, ovviamente. Esatto, su 131. Oggi ce l'ho con Fra, non lo so, sarà una diretta di Magnoni. Poi ti regalo però per fare la pace il giochino di Oceania. Grande, questo è il cuore, quello della... Ma qua è un timbro quello?
No, questo si illumina, È lo un devi sapone, mettere al, lo devi mettere al sapone. sole e poi si illumina la rimane. notte. Grande, Io ovviamente, come grande. vedete, sono in un mondo che non c'entra niente con lo sport. Meno male, mi viene da dire. No, dicevo, ho riflettuto tanto sulla partita di ieri. Tra l'altro, aggiungo, mi ha aiutato anche a vedere la Dinamo ieri sera, perché come vi dicevo nel finale del post partita, poi mi aspettava guardare Virtus Bologna Dinamo e ho visto la Dinamo che ha perso di 20-19 in realtà contro Virtus Bologna, una squadra di un livello che veramente nel basket italiano non so quanti di voi seguono, però insomma fondamentalmente la distanza tra le prime 2-3 rispetto alle altre è molto più elevata rispetto alle prime 2-3 del campionato di calcio di Serie A, rispetto magari anche alle squadre che lottano per la salvezza. La Dinamo che ha combattuto per il primo quarto d'ora giocando alla pari con la Virtus, poi a un certo punto sono entrate 3 triple dei lunghi della Virtus, che quindi hanno cambiato completamente la gestione della partita, perché tu dal lungo, dal centro non ti aspetti che vada a tirare da 3 e faccia canestro, ecco lì è cambiata ed è finita la partita di fatto della Dinamo. Questo per dire che spesso noi nella nostra testa pensiamo che le differenze, le distanze tra due squadre che competono per lo stesso risultato necessariamente debbano essere abbattute dal fatto che si sta giocando a calcio, si sta giocando a basket, stai facendo 1 contro 1 e quindi quasi automaticamente le differenze in qualche modo non esistano. Ieri il Cagliari aveva nell'11 titolare, per scelta o per necessità, fuori 6 giocatori titolarissimi, pilastri di questo Cagliari: Mina, Luperto, De Iola, Adoppo, Belotti, e il sesto era? Esposito. Ok? Cioè tu ti sei presentato di fronte al Verona che merita probabilmente la classifica che ha, però senza 6 titolarissimi, non titolari, titolarissimi, cioè giocatori che se li metti in qualunque altra squadra che sta lottando per la salvezza ti cambiano completamente il campionato, ma forse anche se li metti in squadre che lottano per l'Europa, alcuni di loro, ok? È vero che hai continuato a mostrare i tuoi errori, perché il gol preso su punizione è un errore importante. Il gol preso del 2-0 è un altro errore di lettura e di gestione. Però poi tutti dicono, c'è Caprile, ma senza Caprile, ho capito, ma il portiere gioca. Certo. È un giocatore, è un giocatore esattamente, perché se no si mette una sedia in porta, allora si gioca in 10 più una sedia. Però non lo so, cioè sicuramente il Cagliari ha sbagliato tanto ieri e nessuno di noi può dire il contrario, lo dicono i numeri, basti vedere il numero di palle perse, cioè secondo la Opta sono 125, secondo il dato della Serie A sono 85, sono tantissime, sono 30, mediamente 30 in più rispetto alle altre partite, e sono 85 palle perse sia dal Cagliari che dal Verona, quindi questo ti dimostra quanto abbia fatto schifo in qualche modo la partita, sì, in generale. Ok, però il fatto che tu comunque sei riuscito a uscire con un punto, perdevi 2-0 una partita che era già persa, l'hai ripresa di rabbia, di fortuna in qualche modo, non lo so, cioè, anche quella, certo, di cuore. Però io in questo momento sinceramente tu hai 9 punti in 8 partite senza che i tuoi giocatori principali si siano ancora svegliati. Perché le cose devono andare necessariamente male dopo? Io penso che se tu hai giocato e hai portato a casa un punto in queste condizioni, necessariamente il futuro debba essere più positivo e più roseo. Perché se no, allora vuol dire che non abbiamo capito niente noi, non ha capito niente Angelozzi di come è stata costruita la squadra, non ha capito niente Pisacane, che tra tutti noi è quello che forse è anche più attenuanti, visto che, come ripeto, da tempo si deve fare la sua esperienza. Perché voi sapete che noi siamo abbastanza, io personalmente sono abbastanza garantista nei confronti dell'allenatore per almeno la prima parte del campionato, perché a meno che non ci sia qualcosa di veramente clamoroso alla Mazzarri, tanto per capirci, per il resto, no? Per il resto io tendo a dare abbastanza fiducia in automatico all'allenatore. È successo l'anno scorso con Nicola, credo che nessuno possa dire il contrario, andatevi a recuperare i miei pezzi e le dirette dell'anno scorso, e è stato così ovviamente anche per Ranieri.
Lo fu, Roby, ti ricordi, anche parzialmente, anche per Liverani, anche nell'era di Liverani. Perché? Ma non perché sei filo societario, sei filo allenatore o quant'altro, perché semplicemente, secondo me, un minimo di garantismo iniziale è fondamentale, perché se no allora tu ogni volta che c'è una cosa che non funziona, cioè che so, non funziona la lampadina, butti il lampadario direttamente, cioè invece che cambiare la lampadina, no, strappi tutti i fili e butti giù tutto, oppure disdici addirittura il contratto con chi ti dà l'energia elettrica, perché no, non funziona niente, quindi basta, bisogna cambiare tutto. Ok. Secondo me in questa fase iniziale, ancora di più, avendo a che fare con un allenatore che si deve costruire la sua esperienza, si deve costruire ancora all'inizio della sua carriera, serve ancora un po' più di pazienza, e lo stiamo dicendo da quanto lo stiamo dicendo? Da fine maggio, da inizio giugno, quando si capiva che sarebbe stato Fabio Pisacane allenatore del Cagliari. Per cui non lo so. Secondo me è giusto avere perplessità, perché leggo Mr. Maurice Eilert che dice le perplessità sono lecite. Assolutamente sì. E non bisogna assolutamente fare, cioè andare sull'altro lato opposto del fiume, cioè quindi non tutto va malissimo, ma neanche tutto va benissimo, perché secondo me gli estremi non vanno d'accordo. Ecco, non può essere questa il modo giusto per vedere le cose. In mezzo però c'è tanto spazio per avere ognuno la sua idea, e secondo me in questo caso bisogna riconoscere sia le cose negative ma anche quelle positive, perché sennò poi, ragazzi, allora io capisco il pessimismo cosmico di cui giustamente parlava Roby, che è insito nell'animo dei sardi, però allora cosa dovrebbero dire veramente che sono i tifosi della Torres? Giusto per dire, per fare un esempio così stando la Serie A della Fiorentina, della Fiorentina, cioè, ma infatti del Genoa, cioè Vieira fino a un mese fa sembrava il dio del calcio in panchina, e guardate adesso il Genoa, ultimo in classifica con tanti problemi di organizzazione anche di gioco, e quindi, insomma un po' così, bisogna... C'è Milano che dice: io da ieri ho molti più spunti positivi, finalmente il mister sta attingendo meglio alla rosa. Molti, forse anche questo è un po' troppo ottimista, ci sta, intendiamoci, ci sta, però gli spunti positivi ci sono, cioè ieri hai pareggiato in rimonta una gara che era persa con appunto tanti giocatori fuori, e hai avuto alcune risposte importanti da chi stava giocando meno. Credo che questa sia la cosa fondamentale. Ma vedo che abbiamo Vincenzo. Sì. Dacci l'ok, Vince. Guarda che sta mettendo bene. Si sta sistemando. Sì. Ma lui è bello anche quando non si sistema. Facciamolo arrivare in postazione. Dai, facciamolo arrivare in postazione. Vabbè. No, quindi non volevo essere... Sembra però, no? Beh, direi che alle 10:21 ci starebbe una bella cozza cruda, un po' radioattiva come colore, però il colore è molto di macchiareddo, questo è di macchiareddo. Esatto, ma di quello è proprio molto lontano, tra l'altro. Aia. Eccolo qua, sei seduto, Vincenzo. Vai che lo facciamo Vediamo entrare. se c'è. Aspetta. Più su. Aspetta. Guarda. Eccolo. Buongiorno Buongiorno dottor Di Monte. Come stiamo? Buongiorno. Bene, tutto alla grande. questo Luca. questo cappello bellissimo. Grazie mille, Vince, per aver accettato il nostro invito. Allora ti chiedo subito un primo commento sul pareggio del Cagliari ieri a Verona. È una partita secondo me simbolica, perché viene dopo la sconfitta di Bologna, dopo le parole del Pisacane: non voglio vedere la mia squadra che molla gli ultimi 15 minuti sotto di 2-0, e fatalità, la partita dopo sotto di 2-0 non molla e va a recuperare. Quindi, detto che tutto è bene quello che finisce bene, naturalmente la partita di Verona ha lasciato anche qualche perplessità sulla gestione, magari insomma sulla scelta di alcuni giocatori. Però è giusto che Pisacane approfitti di un periodo come questo, in cui con il turno infrasettimanale per la prima volta, insomma, una squadra come Cagliari che non ha fondamentalmente le coppe, si trova a giocare delle partite ravvicinate. È giusto che approfitti per testare qualche elemento e valutare le risposte che ha ottenuto. Quindi in linea di massima è una partita positiva, con delle luci e naturalmente qualche ombra.
ti chiedo, prima di passare la parola a Roby e Francesco, l'esclusione di Luperto ti ha stupito oppure lo reputi sempre per il discorso turnover di cui hai detto prima? Beh, l'esclusione di Luperto credo che sia stata, come dire, funzionale al modo in cui ha schierato la squadra all'inizio, a meno che non vogliamo fare della dietrologia e pensare a quell'esclusione che c'era stata precedentemente, che era stata motivata con un malessere, esattamente, con un malessere da parte del giocatore. Noi chiaramente accettiamo la versione dell'allenatore, anche perché poi Luperto è tornato titolare. Io penso che sia stata, diciamo, funzionale poi al modulo che ha scelto, insomma all'assetto che ha scelto dall'inizio della partita, tant'è che c'è da dire che Obert, almeno a mio giudizio, ha fatto una bellissima partita, entrando benissimo nel gol di Drissi con un'imbucata perfetta, e non era tra l'altro il primo tentativo di imbucata che faceva lui, quindi evidentemente Obert da quel punto di vista gli dà qualche garanzia in più. Nella fase difensiva fa il suo, perché chiaramente è il suo lavoro, però magari a differenza di Luperto è più bravo a salire nel campo ed evidentemente anche offrire qualche palla a chi si trova. C'era Idrissi in quel momento, magari in altre occasioni poteva esserci Felice o Luvumbo in qualche altra partita, chi lo sa, è più bravo magari a vedere il movimento del compagno per cercare di servire la palla in verticale. Quindi mi ha stupito, no, quando ho capito, diciamo, ho pensato perché l'ha fatto, ecco. Perfetto. Roby? No, beh, ciao Vince, innanzitutto, un piacere Ciao, Robby. ritrovarti. No, volevo chiederti un pochino anche del clima che c'è intorno a Pisacane. Lo chiedo a te perché rispetto a noi che magari raccontiamo questa squadra da tanti anni e comunque siamo anche del posto, tu vivi la Sardegna anche con gli occhi di chi ci è arrivato in Sardegna e poi si è innamorato della Sardegna. Secondo te Pisacane cosa sta pagando nel non essere così apprezzato? Perché comunque poi alla fine sì, è vero, alcune partite si è faticato di più, altre di meno, però la squadra ha comunque una sua identità, sta facendo i punti che deve fare, poi se ne va a vedere con le squadre contro cui ha perso i punti che ha fatto. Secondo te cosa sta mancando per essere ancora davvero apprezzato dai tifosi? Ma diciamo appunto da esterno posso dire questa cosa, perché sono sempre molto in disaccordo quando parlo con tanti colleghi o con i papà, per esempio, dei compagni di mio figlio. I tifosi si aspettano sempre che il Cagliari faccia un salto di qualità ingiustificato dal punto di vista tecnico e di bilancio della squadra, fondamentalmente, e quindi penso che Pisacane stia pagando proprio in questi termini, che è arrivato un allenatore, diciamo, col DNA rossoblu, dopo un mercato che è apparso rispetto magari ad anni recenti un po' più audace, un po' più completo, e si vede in qualche occasione, magari per gli occhi di chi guarda la partita solo e esclusivamente come tifoso, si vede magari un Cagliari non proprio all'attacco, magari un Cagliari un pochettino più prudente, un pochettino più riflessivo. Quindi penso che stia pagando soprattutto questo, perché per esempio nella partita contro il Bologna ho sentito molti commenti del genere, un secondo tempo in cui il Cagliari aveva, diciamo, si apprezzava più il secondo tempo del Cagliari, perché Pisacane aveva buttato dentro fondamentalmente tutti gli attaccanti rispetto ad una prima parte in cui aveva giocato con il falso 9, al netto che nel primo tempo Pisacane aveva perfettamente azzeccato il piano gara che aveva funzionato, e se il Bologna, diciamo, non trovava quel gol un po' fortuito sul calcio d'angolo, finiva 0-0 o addirittura 1-0 per il Cagliari se Felici non falliva quella clamorosa palla gol a fine primo tempo. Quindi credo che stia pagando proprio questo, no? Che ci si aspetta, insomma, che un Cagliari faccia più di quello che può fare, perché in realtà, come giustamente si osservava, il Cagliari sta facendo tutto quello che può fare in questo momento, insomma, 9 punti in classifica, diciamo che è sopra a gran parte di tutte le sue dirette concorrenti, Cremonese esclusa, che per il momento, insomma, sta overperformando, come si dice, come dicono quelli bravi, insomma, ultimamente. Però, insomma, che cosa gli possiamo dire a questo Cagliari? Per il momento
poco e nulla, se non augurarci che Pisacane trovi veramente la quadra lì davanti, perché effettivamente la perdita di Belotti è una perdita importante, non tanto dal punto di vista tecnico, ma secondo me proprio dal punto di vista carismatico, caratteriale e come punto di riferimento per i compagni di un giocatore esperto, di peso, che ha fatto tanto, al netto insomma delle ultime stagioni, insomma, che non sono andate benissimo per lui, però adesso lì davanti un giocatore importante il Cagliari non ce l'ha. Quindi diciamo la sfida di Pisacane è riuscire a far emergere Borrelli o eventualmente a trovare degli equilibri, dei meccanismi offensivi utilizzando insomma gli altri giocatori. Perfetto. Fra, allora ci sono tanti commenti, ragazzi, prima di darti la parola, Fra, tanti commenti sul discorso turnover, ma secondo me c'è stato eccessivo cambio, anche se il Cagliari per la prima volta giocherà 3 partite in una settimana. E poi ci sono domande sui singoli, ovvero su Folorunso, che comunque nelle ultime partite magari è stato meno performante rispetto alle iniziali partite, e poi sul discorso di Kilixoi. Ieri è entrato Pavoletti, Kilixoi non ha fatto nemmeno un minuto, quindi pare che si sia indietreggiato ancora di più nelle gerarchie dell'attacco rossoblu. Fra, la giro a te. No, allora, sul discorso Pavoletti, Kilixoi, Gaetano, Cavuoti e via dicendo, penso che tutti noi abbiamo giocato a pallone, almeno noi 4 in questa diretta, abbiamo giocato tutti a pallone, abbiamo fatto tutti parte di uno spogliatoio, abbiamo fatto parte tutti di un gruppo, sia da ragazzini che magari da adulti, ok? Il Cagliari di Pisacane ieri è entrato in campo, l'abbiamo detto anche prima, con l'età media di 23,4 anni, ok? Cioè un'età media bassissima, soprattutto se poi la seconda più giovane di Ecco. questa Serie A. Solo il Parma Ecco. alla seconda giornata ha schierato una formazione più, che non a caso c'è un ancora più allenatore giovane. che ha 30 anni, giusto anche per ricordare un po' anche questo. Comunque, al netto di tutto, se andiamo a vedere il dato anche rispetto alle ultime 2 stagioni, quindi quella con Ranieri e Nicola, andremo a vedere che sicuramente l'età media del Cagliari era più alta rispetto a questo dato. Ora, è vero che ieri Pisacane ha dato un segnale forte alla squadra, lo ha dato all'ambiente, mettendo Liteta, mettendo Idrissi, dall'inizio, perché chiaramente di fatto ha messo 2 giocatori all'esordio da titolare in Serie A, uno all'esordio in assoluto in Serie A come Liteta. È peccato che Liteta si sia fatto male, poi ha avuto un indurimento al quadricipite, perché se no secondo me nel secondo tempo sarebbe andato in crescendo, soprattutto poi vedendo a posteriori la prestazione di Adopo, che è stata assolutamente negativa. E detto ciò, non puoi però buttare 150 giovani subito in campo per 2 motivi. Uno, perché se poi le cose vanno male, se poi il Cagliari magari ieri invece che fare 2-2 avesse perso 4-0, io già me li immagino tutti i commenti super negativi: i giovani non servono a niente, ma perché fare questi esperimenti, ma perché questo, ma perché quello, poteva entrare quell'altro e quant'altro, perché sappiamo bene che lo sport nazionale poi è anche quello del commentare poi a posteriori, a prescindere di come vada la partita. Ciò detto, io vi dico, Pisacane propone la formazione, lascia in panchina Gaetano e mette Cavuoti, e poi quando deve mettere una punta mette Kilixoi invece, appunto, per esempio di Pavoletti. Gaetano, visto che stai cercando tu Cagliari, tu Pisacane, stai cercando di recuperarlo anche dal punto di vista psicologico e mentale, per farlo arrivare, per farlo tornare al meglio, come reagisce a una mossa del genere? E lo stesso Pavoletti, se tu stai impostando la partita per avere 2 punte, per fare cacciara in area, perché se no non giochi con Pavoletti e Borrelli per un tempo, o quasi, come può rispondere anche a livello psicologico a una cosa del genere? Cioè Pisacane sta cercando, e l'ha detto dal primo giorno di ritiro, di tenere tutti sulla corda e far vedere che tutti sono utili al progetto. E ieri è andata bene, perché comunque poi alla fine ha pareggiato in rimonta, ripeto, una partita che era già persa e che probabilmente in altri anni sarebbe stata strapersa, non persa, e quindi ha ragione lui in questo momento. Poi però bisogna anche rendersi conto che appunto metti Cavuoti magari fa bene, Gaetano l'hai perso? Non lo so, io credo che
è vero che ha poca esperienza Pisacane al momento in Serie A, ma qualche dinamica in più rispetto a tutti noi la conosca, sia delle dinamiche interne dello spogliatoio e soprattutto anche di come va poi questo mondo. E la stagione è molto lunga, non siamo neanche al primo quarto di stagione. Capisco veramente tutto, perché ci mancherebbe, ripeto, l'abbiamo detto ieri, lo ripeto oggi, l'ho scritto nel mio pezzo, alcune cose anche ieri sono state sbagliate, sembra che si perseveri su certi errori, per esempio il discorso dei calci piazzati, la costruzione che spesso, troppe volte si cerca questa orizzontalità che probabilmente non appartiene al Cagliari, come diceva giustamente ieri Roby, c'è un Cagliari che sta facendo benissimo in verticale e però prova quasi a snaturarsi per convincersi di essere capace anche di poter costruire in orizzontale, e invece fa fatica. Poi mette 2 palloni verticali, 4 palloni verticali, 2 nel primo tempo rischia di segnare con Borrelli e Gaetano che arrivano al tiro facile, e nel secondo tempo fai 2 gol con Idrissi e Felici così. Cioè, è veramente difficile commentare giudicare in maniera univoca, secondo me, la partita di ieri e anche questo momento che sta vivendo il Cagliari, proprio per il discorso dell'over o under performance, perché questo incide, secondo me, tanto anche nel giudizio dei tifosi. Allora, su Gaetano, ieri ho fatto la domanda a Pisacane sul fatto che gli avesse dato la possibilità di giocare al primo minuto e come ha reputato la gara di Gaetano, e lui ha detto: può fare sicuramente di più, è un giocatore che ha avuto di nuovo un infortunio e quindi per cercare di mandarlo in condizioni queste sono le partite dove mi sento di metterlo titolare. Però c'è sempre il discorso che da Gaetano ci si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché, parliamoci chiaramente, ieri anche con l'assenza di Esposito a livello tecnico il Cagliari comunque non aveva dei palleggiatori, non aveva dei giocatori che potevano comunque a metterti anche nelle condizioni di poter segnare. Sì, ma L'ha scusate fatto. un secondo, se ieri il Cagliari non avesse avuto 8 punti in 8 partite, in 7 partite, Sì, secondo sì. voi avrebbe fatto questa formazione? Se il Cagliari avesse avuto 2 Penso di punti no. come ai tempi di Ranieri, Penso di avrebbe no. messo questa formazione? Penso di no, ma non abbiamo la certezza, Fra. Però Non lo tu so. ora fai l'esperimento, perché te lo puoi già permettere in qualche modo in questo momento, e tu provi a rendere partecipi i giocatori che ti serviranno da qui in avanti, perché sennò poi li perdi, come è successo gli anni scorsi, dove c'erano dei giocatori che non servivano a nulla, perché non venivano minimamente considerati dagli allenatori. Posso far ricordare Yankto l'anno scorso, giusto per fare un nome, uno a caso, ecco, che non è mai stato preso in considerazione. Invece quest'anno, già dalla 8ª giornata, dall'ottava partita, tu stai... Cos'è questo rumore? Era Vincenzo che sembra, mamma mia, fortissimo. Era Vincenzo? L'ho bloccato. Tutta colpa Sì, di sì, Vincenzo. sì, aspetta un po' che adesso provo a sì. È Vincenzo, non so cosa sia successo. Ok. No. Vince, prova a entrare e riuscire. Cioè, riuscire a rientrare, scusami. Perché, Mamma mia, gli alieni. Vedi a parlare male di Pisacane, poi cosa è successo? Ho un modem a 64k, vero, anche questo. È vero. Questa molto da boomer, la capiamo noi anziani. Esatto. No, quindi insomma, giusto per dire un po' anche, cioè il commento che vedevo prima di Nicola: noi tifosi vogliamo l'uovo oggi, Pisacane la grena domani, i punti ci sono, stiamo tranquilli, aspettiamo il buon brodo a giudicare. Questo è proprio Nicola, cioè Davide Nicola, salutiamo il mister. Esatto, con un altro che a proposito di under e over performance tra l'anno scorso e quest'anno credo che possa scrivere un libro, un trattato su questo. Fai entrare Vincenzo? Niente. No, Vince, non so cosa sia successo, ma assolutamente no. Cioè, bisogna il discorso delle scelte e del rischio bisogna sempre valutarlo, perché ci sono sempre due modi di vedere la stessa cosa, no? Da una parte tu dici sì, ma se non metti i titolari contro il Verona li devi azzannare e via dicendo, quando lo fai? E sono gli altri che invece dicono no, ma è giusto invece farlo contro una squadra con cui te la puoi giocare, perché così li vedi effettivamente all'opera. Ecco, io ieri, vi ricorderete, ho detto l'ultima volta che ho visto una formazione così particolare era il famoso Inter Cagliari 2-2 con Ranieri. Roby, tu eri allo stadio, ti ricorderai sicuramente le emozioni di quella partita e
di quella formazione. E ha avuto ragione Pisacane, così come aveva avuto ragione Ranieri, anche se poi in realtà Pisacane la partita ieri l'ha pareggiata coi cambi, perché poi questo è un po' il discorso principale che va detto. Ma io credo che fosse anche nell'ordine delle cose capire la profondità della rosa, Roby, cioè riuscire a vedere, ecco, vi metto alla prova, dimostratemi che siete giocatori da Serie A nel momento del bisogno. Alcuni hanno risposto bene, altri un po' meno. Sì, sono abbastanza d'accordo, ma poi non lo so, secondo me è arrivato il momento in cui ci stiamo facendo anche i film, perché voglio essere, visto che sono solo le 10:39, edulcorante in questo momento, però stiamo ragionando troppo, secondo me, su questa squadra, che è una squadra scarsa, che sta facendo i punti che doveva fare, che deve fare un percorso sia in panchina che fuori, che dentro il campo, in alcuni giocatori. Non è un caso che Pisacane non abbia mai nascosto, e lo si vede, Luca ieri è andato in trasferta, ma anche quando guardate le partite in casa, che si fa aiutare tanto. Cioè Pisacane è l'allenatore negli ultimi anni a Cagliari, visto dal vivo, ma guarda, io ho avuto la sfortuna di fare il bordocampo con DAZN, secondo me tra tutti quelli che ho visto nell'ultimo periodo, quello che si fa aiutare di più, perché il suo vice Murelli è praticamente la sua ombra, stanno sempre insieme. E quindi c'è un percorso, questa scuola deve fare un percorso, sicuramente ha tante lacune, ma l'ha detto lo so Pisacane ieri, cioè, ieri è stato molto onesto il mister in conferenza stampa, non ha preso in giro nessuno, quando avrebbe potuto fare la retorica del grande cuore, del abbiamo strappato un punto perché questa squadra ha identità, carattere, poteva battere su quello, e invece ha battuto su anche le cose che non sono andate bene, sui singoli, ha anche detto scelta di pancia su Esposito. Un altro allenatore si sarebbe nascosto su Esposito, avrebbe detto no, ma giochiamo tante partite, ho visto l'andamento della partita, volevo risparmiarlo per il Sassuolo, tenerlo in condizione, visto che ha giocato tanto, si è sbattuto tanto. Quindi secondo me c'è poco da fare troppa filosofia. È una squadra che ha i valori che ha, dentro un campionato che ha i valori che ha un processo di crescita che è iniziato con uno stile nuovo, con un allenatore nuovo, sta facendo più punti di quelli che io personalmente mi sarei aspettato in queste prime 8 giornate, perché ha fatto 9 punti e in media più che abbondante con la salvezza. Lasciamo tempo a questa squadra senza dare dei giudizi ora, punto. Secondo me, poi è chiaro, noi dobbiamo parlarne, il nostro mestiere tutto quanto, però finisce un po' qui, cioè secondo me Cagliari-Verona, Verona-Cagliari è il momento in generale di Pisacane. Salutiamo nel frattempo Vincenzo, che evidentemente ha un problema al telefono, quindi lo salutiamo. Grazie Vince. Mitico, grandissimo. Perché Fra non ti senti? Sei mutato, Fra? Sì, ho detto fallo entrare muto per un saluto, così giusto per far vedere che... No, ho detto esco subito, vi saluto da fuori e poi rientro. Non so cosa sia successo. Ho saltato in aria il telefono, vabbè. No problem, assolutamente. Sì, ci sta il discorso che hai fatto, Roby, assolutamente. Però sai benissimo che il tifoso del Cagliari vuole non solo i punti, ma vuole anche la prestazione. Questo è fondamentalmente il discorso, perché sui punti... Sì, ho capito, però Luca, la prestazione... Punti. Ma io, cioè, adesso non lo so da quanto tempo. Sono stato a Cagliari 9 anni della mia vita, adesso sono 2 anni a Sassari, quindi parliamo di 11 anni di fatto in cui seguo il Cagliari con costanza. Io in questi 11 anni, a parte mezzo autunno con Rolando Maran, non mi ricordo prestazioni da dire perde questa squadra, ma guarda quanto sono contento di andare a vedere il Cagliari. No, me lo ricordo, starò sbagliando io, magari sto sbagliando io, che improvvisamente ho visto una squadra che, salvo sporadici momenti o magari piccole settimane in cui le cose andavano bene, ma nel complesso io non ho mai visto una squadra che dice però complimenti, perché io vedo davvero un gioco, un'identità chiara, non l'ho mai visto, quindi perché devo giudicare dopo 8 partite un processo di crescita di una squadra solo per le prestazioni, senza guardare i punti, che fino a prova contraria, quando c'era Ranieri, solo perché era Ranieri la gente stava zitta, e quando arrivava un punto che tu dicevi questa è la presa di ranierismo, a sto punto la gente diceva ma che bravo che Claudio Ranieri, bravissimo, un eroe. Senza Claudio Ranieri in questo momento il Cagliari sarebbe ancora in B, per carità, però se non peggio.
Esatto, se non peggio, però non ci nascondiamo dietro sta roba della prestazione, del carattere, dell'entità. Tutti vorremmo un Cagliari che va, se la gioca contro chiunque, che ha veramente cazzimma e carattere, però io lo sto vedendo più quest'anno paradossalmente che altri anni. Cioè il Cagliari è andato a Napoli, se l'ha giocata alla pari, il Cagliari ha trovato la Fiorentina, che in quel momento non era in crisi come adesso, anche perché era la prima del campionato, ma in generale arrivava anche dallo slancio della qualificazione di fatto, perché aveva stravinto la granata di qualificazione e non aveva tutto questo negativismo che ha adesso addosso Pioli. Poi comunque è andata a Lecce in una partita a trappola, è andata sotto e con carattere, con gioco l'ha ribaltata. Contro il Bologna ti dico, è mancata la qualità, perché è una squadra scarsa, una squadra con più forza nei singoli, avrebbe anche magari fatto punti contro il Bologna. Quindi comunque sì, perché non prendevi quei gol? Bravo, è una squadra scarsa che in difesa è ballerina da tempo immemore. Il Cagliari prende gli stessi gol da Maran. Quindi non lo so, non so cosa sto raccontando in questi anni. Quindi inutile aspettarsi un Cagliari che improvvisamente gira e del Barcellona. Inutile anche aspettarsi che improvvisamente la squadra, i giocatori che fino a un giorno prima erano di un tot livello, improvvisamente siano superiori. Godiamoci i punti, godiamoci il percorso, che per adesso è accompagnato da punti. Il giorno che non sarà più accompagnato da punti potremo dire però sai che Pisacane sta sbagliando tanto. Quindi non lo so, cioè la prestazione è un modo per nascondere un mal di pancia, secondo me, perché poi quando tutto va bene, se fai le vittorie in fila, anche se le vinci rubando, come è stato col Parma, la gente dopo un po' sta zitta se ne vinci di fila 3 o 4 così, ok? Quindi diamo tempo a questa squadra che secondo me ha un qualcosa, è una squadra comunque scarsa secondo me, ma non è che lo dico oggi dopo il 2-2, lo dico dal primo giorno che siamo andati in ritiro, anzi da quando ancora la squadra non era arrivata in ritiro c'eravamo solo io, Francesco e l'Uomo Meme, e quindi non lo so, non mettiamo troppo negativismo a una squadra che invece sta andando di slancio in campo a livello di fortuna, di risultati e quant'altro. Sì, poi tra l'altro, ricordiamoci anche gli esercizi sui tiri in porta, quelli che fanno prima dell'inizio della partita. Cioè, se guardate il Cagliari, su 20 tiri forse ne entrano 5, e anche quello, no? Cioè, è un segnale un po' del discorso senza un attaccante, cioè tutto questo esatto, sul tasso tecnico più scarso della Serie A, con l'attacco più scarso nel ruolo di centravanti della Serie A, ma non scarso perché Borrelli non Ranieri dice Riccardo, aveva una rosa a mio parere molto precaria, infatti aveva 2 punti a questo punto, non 8. Cioè, la differenza la fa anche quella, cioè ripeto, secondo me è giustissimo come atteggiamento cercare di guardare sempre più in alto, perché noi siamo i primi a farlo, ok? Cioè io personalmente, ma tutta la redazione, cioè il nostro agire è sempre votato a quel tipo di approccio alla vita, e quindi è giusto così. Però questo approccio non deve necessariamente significare anche che tutto è uno schifo, perché se no veramente poi cioè, è difficile anche riuscire a trovare un punto di incontro su situazioni come questa, in cui secondo me, cioè, ripeto, fa tutto parte di uno step di un percorso di crescita. Il punto di ieri è uno step in più, uno step in avanti, perché tu hai fatto un punto contro una squadra che si sta giocando la salvezza come te, senza sei titolari. Vedevo Ivan. Sì, è che è scomparso. Ti abbiamo perso, aspetta. Sì. Perché poi a Ivan voglio chiedere, cioè con Ivan. Sei muto, zio, non ti sentiamo. Dicevo che io quando entra Ivan saluto perché 2 sassaresi insieme intenibili. A parlare di Cagliari, tra l'altro. Io resto solo se Ivan parla di Raimond. Ivan, parliamo di Raimond. Ben trovato. Buongiorno. Che cazzo è Raimond? No, Ivan, così no, ti prego, così no. Così no. Salutiamo gli amici della Raimond Pallamano di Sassari, caro Ivan, salutiamoli. Salutiamo, grandi. Gli amici. Ma perché lui la città dei Candelieri, la Floor Garden, Sassari Floor Garden, quella è la pallavolo. Esatto. No, pensavo fosse il nuovo attaccante del Cagliari per sostituire Belotti, infortunato. Qualche attaccante. Te ne avresti sparato una delle tue, Raimond.
Allora Ivan, Vabbè, iniziamo col botto. Iniziamo col botto. Iniziamo col Ciao botto. Fra. Non mi chiamo Ciao, Robby, Fra però... cosa? Esatto, infatti non mi sta salutando, me ne devo andare, vabbè. Niente, Ha salutato me. no, Robby, non non devi lo so se la restare, portate a casa sta devi diretta, restare però va tu, bene. devi restare tu. Esatto. Vabbè, ciao No, Robby, ma ci mi ha vediamo fatto ridere che questi prima... giorni. Ma stai andando via? È andato via. Roberto è andato via, sì, perché aveva No, pochi mi ha fatto un minuti. po' ridere perché ha detto non siamo troppo negativi, il Cagliari è una squadra scarsa. Cazzo. All'anima della positività. No, si Vabbè. parlava di rendimento, si parlava di rendimento. Allora, Ivan, sono curioso di conoscere il tuo pensiero sulla partita di ieri, perché noi abbiamo detto il nostro, stiamo cercando un po' di capire anche un po' con l'aiuto dei nostri spettatori, dei nostri commentatori, un po' dai, per capire qual è il mood. E chiedo a te, insomma, come l'hai visto il Cagliari ieri? Io non vi ho sentito perché mi stavo spostando, quindi dico la mia senza conoscere la vostra. Quindi non mi sto né uniformando né sto entrando in contraddizione. Perfetto. Eventualmente. Il giudizio è negativo. Il giudizio è negativo perché il Cagliari ha fatto una pessima prestazione, credo la peggiore dall'inizio di questo campionato, e si è salvato per il rotto della cuffia, per 2 fiammate, per 3 miracoli di Caprile. Uno probabilmente neanche lui ha capito come ha fatto a prendere quel pallone nel secondo tempo, ha avuto una reazione istintiva che comunque è significativa perché è un portiere, quindi che ha grande concentrazione, grande reattività. 3 miracoli di Caprile, 2 fiammate nel finale dal 77esimo alla fine, dopo praticamente 80 minuti di non gioco, messo in grande difficoltà il Cagliari da una squadra che non ha ancora vinto una partita, che in 7 partite precedenti aveva segnato solo 2 gol e che quella sì, una squadra veramente di basso livello e che faticherà a salvarsi. È una prestazione negativa, io spero che Pisacane non si faccia confondere dal punto portato a casa e che, ma non ho dubbi su questo, che sia capace di analizzare freddamente la partita per capire che cosa non ha funzionato. Giudizio sulla formazione, sulle scelte? Vi ho lasciato senza parole? No, le scelte sono state a dir poco cervellutiche. No, siccome c'è stato un po' di silenzio, ho detto Madonna, cosa ho fatto? Le scelte sono state cervellutiche. Le scelte sono state cervellutiche. Primo, l'esclusione di Luperto. Non mi pare capire sia un'esclusione tecnica, Sì. e a questo punto inizia a dubitare, avevo qualche dubbio prima, dubitare che anche quella di Udine sia stata ugualmente una scelta tecnica mascherata da un presunto maneggio turno senza ulteriori particolari. Secondo, non si getta nella mischia un 19enne che sino a quel momento aveva giocato solo nel campionato primavera, parlo di Liteta, in una partita definita dallo stesso allenatore, una finale per la salvezza. Un 19 non si chiami Amin Jamal, si fa giocare solo quando stai vincendo 3-0 in casa negli ultimi 10 minuti come primo approccio. Terzo, questo balletto dei sistemi di gioco, abbiamo visto di tutto, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, e chi più ne ha più ne metta. Secondo me hanno poi l'effetto di confondere la squadra e di non darle indirizzi precisi. Faccio notare che il Milan, il Napoli, l'Inter giocano sempre con lo stesso sistema di gioco, certo alterando i giocatori in base a squalifiche, infortuni, scadimenti di forma, con un progetto tattico ben definito. E stiamo parlando di grandi squadre che hanno giocatori capaci di adattarsi a tutto e dotati di un talento enormemente superiore a quello dei giocatori del Cagliari. Prova ne sia che un'altra squadra che è in confusione tattica nel campionato italiano è la Juventus, che infatti non segna 7 partite, che ha fatto 4 sconfitte consecutive e con un allenatore che sta appunto cercando
campo di atterraggio. Ecco, io credo che tutti questi elementi dovrebbero far riflettere Pisacane, le cui scelte, ripeto, non mi sono sembrate cervellotiche. Aggiungo e chiudo su questo argomento, non ho capito neanche, facendo un passo a ritroso, l'esclusione di Borrelli a Udine, perché, scusate, col Bologna, perché un centravanti, nel momento in cui la squadra sta cercando il successore di Belotti, che trova il centravanti che fa gol a Udine, nella domenica successiva io allenatore lo faccio giocare sempre, cerco di dargli continuità e spero che mi dia continuità nelle prestazioni e anche nel gol, in maniera da avere un punto di riferimento preciso. Chiuso il discorso. Siccome c'è un po' di ritardo, Ivan, Esatto, quindi faccio- aspettiamo di... Non ti vogliamo infatti- parlare sopra per quello, cioè non pensare che non sia... No, no, che è solo per quello. immaginavo, sì. Allora, no, ti chiedo invece, Sapevi, Ivan... sai com'è? Appunto, è lo stesso rumore di prima con Vincenzo Di Monte. No, apprezzo il tuo commento, non lo condivido per certi aspetti, però mi sembra un ragionamento che fila totalmente. Però ti chiedo, perché effettivamente secondo me la parte giusta è quella della... cioè non giusta, la parte che condivido, perché poi giusto o sbagliato, ognuno ha ovviamente il suo parere. Il discorso che condivido però è che è una delle cose da migliorare, secondo me, e lo stiamo dicendo da tempo anche questo, è questa incertezza tattica, più che negli uomini, perché poi alla fine se andiamo a vedere tutti cambiano uomini, a prescindere da quello che sia l'obiettivo e gli impegni delle varie squadre. Però perché sta cambiando così tanto secondo te Pisacane? Cioè perché il Cagliari non riesce ad avere un sistema di riferimento ma continua a cambiare a seconda dell'avversario? Perché secondo me, siccome io ho visto appunto il lavoro fatto oramai mesi fa in ritiro, lo dissi da subito, occhio perché questo Cagliari sarà camaleontico, perché non avrà un unico vestito, ma si metterà il vestito a seconda, il vestito che ritiene più giusto a seconda dell'avversario e di come gioca l'avversario. Era quello che faceva Ranieri, che cambiava a seconda dell'avversario, lo ha fatto anche Nicola lo scorso anno. Sembra quasi che questo Cagliari non possa ancora essere in grado di avere un'identità tattica chiara, univoca, cioè che so, il 3-5-2 dell'Inter, giusto per fare un esempio che magari è più vicino a tutti noi, o il 4-3-3 del Barcellona, il 4-2-3-1 che aveva un tempo il Barcellona, o il Real Madrid, insomma, per capirci, cioè tu pensi a una squadra e hai immediatamente il modulo di riferimento. Il fatto che il calcio stia cambiando, e lo ripetono gli allenatori costantemente, è questo l'unico motivo per cui il Cagliari non ha un'identità tattica e quindi si sta andando verso quella direzione? Ti ringrazio per la domanda concisa che mi hai fatto, dicendo che Mannaggia, non ti sentiamo. a Roma, mai dire gol, facciano vedere. Ti abbiamo perso, purtroppo. Quando disse sono d'accordo a metà col mister. Mi sentite adesso? Adesso sì. Riprova Ivan. No, ci sono un po' problemi con la connessione internet. Ci sono un po' di problemi con la connessione internet. Allora, io faccio notare una cosa, che il miglior periodo sotto il profilo e dei risultati e del gioco, il Cagliari nel passato l'ha ottenuto quando ha giocato con uno stesso identico sistema di gioco e che era il 4-3-1-2. Va bene? Sì. Periodo di Allegri, Cossu trequartista, eccetera, eccetera. Ora adattare, va bene, il calcio sta cambiando, si adatta in base all'avversario, ma io vorrei capire per quale motivo ieri il Cagliari ha giocato con un centrocampo a 2 contro quello del Verona che di centrocampisti ne aveva 3. Quindi non mi è sembrato un grande adattamento al schieramento. Sono stati sommersi
dai centrocampisti del Verona, in cui ha spiccato persino Gagliardini, che era un giocatore praticamente sparito dai panorami del calcio italiano. È il risultato dei migliori. Quindi questo può adattarsi all'avversario e può adattare la strategia, ma adattare continuamente il sistema di gioco, che tra l'altro ieri non era neanche adattato, e che altrimenti era specchio, Pisacane, non fare questo, non questo è uno che ha fatto ieri, con Foloruscio che forse doveva centro non l'ha data, e con una serie di equivoci tattici che hanno determinato a una prestazione obiettivamente negativa. Io su questo non credo che ci possa essere discussione. Però se questa è l'idea di modificare continuamente il sistema di gioco, che volete che vi dica? Io faccio notare che Palestra, partito a razzo, con una posizione ben precisa, è stato trasformato pian piano, un po' alla destra, un po' in terzino destro, un po' quarto di centrocampo, insomma, non mi pare che abbia dato buoni risposte. Un giocatore estremamente interessante. Poi il calcio, come dice Pisacane citando Benitez, è una grande bugia. Il miglior realizzatore del Cagliari, ora che non c'è più Belotti, è Felici, che era stato venduto al Venezia. Vero. Vero questo. Allora, Ivan, ti dico, disattiva il video, perché secondo me se andiamo solo con l'audio ti sentiamo meglio, perché risolviamo un po' il problema di connessione. Vediamo un po' se così va meglio. Vabbè, la prendo un po' come una mezza offesa, però fa lo stesso. Però ti sentiamo meglio. Cioè, ti sentiamo, capiamo i concetti. Perché così almeno anche chi ci sta seguendo poi riesce a seguire. Non vorrei, Sì. però non vorrei che perdessi gran parte del pubblico femminile del tuo sito. Grande Ivan. Ci sta anche su questo. No, allora Ivan, passo la palla a Luca. Perfetto, meglio, adesso perfetto. Meglio, sì. Chiedo a Luca prima. Dai Luca, fai tu un paio di domande a Ivan, perché io volevo fare una riflessione, perché è vero sul discorso del dettame tattico. Tra l'altro ieri c'è stata anche una domanda da parte di un collega di Verona che ha chiesto proprio il motivo per cui questo Cagliari cambiasse modulo più o meno ogni partita, e lui è stato chiaro. Il Cagliari è una squadra che si deve adattare ad ogni tipo di modulo che noi studiamo in allenamento, e chiaramente è una squadra che non ha un'identità unica a livello tattico, però a seconda delle partite e del momento della gara ci si sposta, faccio fare dei movimenti ai giocatori, in modo che alla fine, come è successo ieri, perché lui poi ha detto sul fatto dell'inserimento di Pavoletti, di Felici, che di fatto era un 4-2-4, alla fine comunque ha portato al pareggio. Ma su questo anche altre squadre che lottano per non retrocedere stanno cambiando di partita in partita. Mi viene da pensare al Parma, mi viene da pensare al Pisa, dalla stessa Fiorentina, dal Sassuolo. Cioè, non tolte le squadre di vertice, dove il Napoli 4-1-4-1, l'Inter 3-5-2, ma anche la stessa Juve ha cambiato nelle prime 8 partite più volte il modulo, la difesa 3, la difesa 4. Quindi questo discorso ci sta assolutamente, perché se tu lo vedi dal punto di vista, vediamo chi abbiamo come avversario e quindi ci adattiamo al gioco che fa l'avversario. Questo può essere sicuramente un errore da un certo punto di vista, perché comunque se tu vuoi avere un'identità, tu comunque fai il tuo gioco, poi è ovvio che se hai delle difficoltà cerchi di adattarla a gare in corso. Ma il fatto che ogni partita, perché nelle ultime gare si è sempre, quante volte abbiamo detto giocherà a 3 o giocherà a 4, da questo punto di vista, fra, se ricordi anche Ivan, Pisacane aveva detto all'inizio una certezza è il centrocampo a 3, il resto poi vediamo, ma anche su questo non ci sono state garanzie. Quindi c'è proprio un'evoluzione, che da una parte tu hai comunque 9 punti in 8 partite, e questo comunque è un dato di fatto. Sul discorso relativo al gioco, ai giocatori che vengono spostati, Ivan, tu hai fatto l'esempio di Palestra, ma mi viene da pensare anche ad Esposito, mi viene da pensare anche allo stesso Foloruncio, e mi viene da pensare anche a Obert. Quindi da questo punto di vista probabilmente è una cosa studiata,
studiata settimanalmente a seconda dell'avversario che affronti ogni settimana. E vediamo giovedì col Sassuolo come si metterà il Cagliari, Ivan. L'abbiamo perso. Non lo sento più. Ivan? Ivan, ci sei? Sparito. Non lo sento più. Eppure lo Manco vedo. io. Sì, c'è, Vabbè. però evidentemente problemi di connessione hanno vinto. Vabbè, allora la girate questa domanda. Aspetta che scrivo a Ivan. Che prova di riuscire a rientrare, vediamo un attimo. Eh sì, è quello che Oggi è ho StreamYard, fatto. vabbè, come ogni lunedì, perché il lunedì mattina È StreamYard. lunedì. Non si capisce. È lunedì. Non so che faccia il fine settimana StreamYard. No, vabbè. No, vabbè, ma allora... Aspetta un po', vediamo. Ivan, ci Io senti? ci sono. Ok, Eccoti. perfetto. Hai sentito Sì, la domanda di adesso Luca? Sì, ti ringrazio per la concisione, anche te, grazie. No, vabbè. No, sto scherzando, naturalmente. Allora, io ho sentito solo la prima parte. Tu, Luca, Ok. hai fatto 5 esempi, 6 esempi di squadre che cambiano continuamente il sistema di gioco, 4 sono le ultime 4 della classifica e Juventus sta per esonerare l'allenatore. Vorrà pur No. dire qualcosa questo. Certo. Ma insomma, è la mia opinione questa. Io credo che una squadra, soprattutto una squadra che non sia di altissimo livello, con grandi interpreti, debba avere un sistema di gioco preciso, modificabile leggermente. Ecco, tu puoi giocare un 4-4-2, faccio un esempio. Stai perdendo negli ultimi 20 minuti, passi a un 4-2-4 con 2 attaccanti, anzi 2 esterni magari più tattici, questo ci sta. Ma non cambiare la difesa. Obert che fa il terzino sinistro per 6 giornate, 7 giornate e il centrale di sinistra all'8ª. Palestra che va avanti e indietro, Prati che abbiamo detto che è un centromediano che gioca solo in un centrocampo a 3 e questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Ieri ha giocato tra l'altro quasi trequartista perché non entrava mai in possesso di palla in un centrocampo a 2 con un 19enne. Ma insomma, ragazzi, cioè va bene avere inventiva, va bene coinvolgere tutti, ma senza superare un certo limite, perché altrimenti poi le cose non funzionano. Secondo me, io so solo che nelle ultime 2 trasferte a Udine e a Verona il Cagliari ha portato via 2 buoni punti, ma per caso, ma per grazia ricevuta, per San Caprile e perché poi i 2 dell'Udinese hanno sparato in curva palloni a porta vuota, ragazzi. Cioè, non dobbiamo dimenticare, se noi perdiamo di vista le prestazioni, a Udine un po' meglio per la verità, non centriamo il problema, secondo me. La tendenza degli allenatori è quella di incidere profondamente, quindi hanno tendenza a modificare, a studiare, a verificare, a fare squadre camaleontiche. E nel caso del Cagliari la dichiarazione di intenti è stata chiarissima all'inizio del campionato del presidente. Questo è l'anno in cui dobbiamo essere tutti coinvolti, tutti importanti. Mi ricorda qualche slogan elettorale. Questo tutti importanti, Pisacane l'ha preso alla lettera, facendo giocare persino Di Pardo, che sino al giorno prima è stato disperatamente cercato di essere venduto, senza riuscirci per tanti motivi. Va bene, ma poi si pesca i giorni come felici e va bene, non è un problema. Però questo coinvolgere tutti, Giulini probabilmente si riferiva a Gaetano, allo stesso Obert e via discorrendo, trascurati da Prati, trascurati da Nicola, e va bene, però sino a un certo punto. Ivan, ti chiedo invece, perché secondo te questo Sveglia? Cagliari continua... Ci siamo. Perché questo Cagliari continua a provare a costruire in orizzontale quando è evidente che debba provare a sfruttare la verticalità, visto che poi ieri i gol sono arrivati così e che le 2 occasioni principali sono arrivate in quel modo?
Allora, questo è un altro problema. Ieri l'avvio dell'azione la proponeva Zé Pedro, cioè un difensore centrale che ha quante presenze nel campionato italiano? 2, 3, quello che è. Tra l'altro solo ieri da titolare, se non ricordo male, mentre Prati, anziché abbassarsi per prendere il pallone e iniziare a organizzare la manovra, si portava un po' più avanti in attesa di un pallone che non gli è mai arrivato. Io ricordo che Pisacane una volta ci ha detto fuori conferenza stampa: io non voglio che Prati stia sulla linea dei difensori, ma che stia più avanti fra le due linee, la prima linea difensiva dell'avversario e il centrocampo avversario, per appunto prendere palla e verticalizzare. Ma il problema è fargliela arrivare questa palla benedetta a Prati. Faccio sommessamente notare che quasi tutte le altre squadre hanno il centro mediano che si abbassa sulla linea dei difensori per dettare il gioco. Faccio due nomi così di due giocatori semisconosciuti, Modric e Çalhanoğlu, ma così per dire, Poi Locatelli della Juventus a un livello notevolmente inferiore e via discorrendo. C'è sempre un giocatore capace coi piedi di organizzare il gioco, che gioca basso, che prende, che ha visione di gioco, che ha i tempi di gioco e che organizza la prima fase della manovra. Questa manovra non può essere affidata a un difensore centrale. Ieri a Zé Pedro, in altre occasioni Mina, perché altrimenti sapete cosa succede? Che il Cagliari gioca in orizzontale, come dici tu, Francesco. Perché un difensore centrale non può avere l'inventiva, la capacità e la visione di gioco di un centro mediano che di professione dovrebbe fare questo. Tutto molto chiaro, perché il dubbio è anche quello, perché ripeto, ieri si è vista proprio secondo me la grande differenza tra quando il Cagliari ha provato appunto a verticalizzare e ha fatto male, è riuscito a fare male al Verona, e quando invece ha faticato nel cercare questo costante palleggio orizzontale, a cercare lo spazio, che si liberasse lo spazio. Poi in realtà, secondo il mio parere, questo poi permette a una squadra come il Verona di rimettersi in posizione e chiuderti anche tutti i vari spazi che poi si sono potuti creare. Posso interromperti un secondo solo? Anche due. Sì, proprio su questo punto. Poi se tu fai un palleggio basso con i difensori, devi avere Baresi e Maldini e Tassotti per fare questo palleggio basso. Nel senso, devi avere difensori bravi tecnicamente, che quindi non hanno paura della pressione dell'avversario, che sanno far circolare la palla velocemente. Questo i difensori del Cagliari non lo hanno. Ecco perché dovrebbe essere Prati a caricarsi la prima fase sulle spalle, il compito di avviare l'azione, e dopodiché magari c'è Esposito che viene incontro, Folonuscio che viene incontro, il centravanti che viene incontro, e poi facendo uno scambio rapido, una verticalizzazione. Una verticalizzazione, non so, probabilmente il video non lo regge, facendo uno scambio rapido, poi una verticalizzazione, come è stata poi fatta in due occasioni ieri, che hanno permesso a Idrissi e a Felici poi di andare in gol. Quello sì, ma non che poi tu hai difensori non abili tecnicamente che continuano a dialogare fra loro e poi dettano il passaggio 9 volte su 10 sbagliato. Ci sta. Ivan, invece ti chiedo, in vista di giovedì, come vedi, come arriva il Cagliari e soprattutto che Cagliari ti aspetti giovedì? Io adesso mi aspetto il Cagliari che abbia Luperto in campo, tanto per iniziare, perché poi in assenza di Mina non puoi rinunciare a Luperto e mettere in campo due difensori, Zé Pedro, che deve ancora abituarsi al calcio italiano. Ma non l'ho detto io, l'ha detto Pisacane in conferenza stampa, che è un giocatore che non ha mai giocato in uno dei 5 campionati top europei.
dovrà abituarsi pian piano ai ritmi e alla qualità del calcio italiano. E l'altro Obert, che ha sempre giocato terzino sinistro e si è ritrovato il difensore centrale. Allora, quindi io mi aspetto sicuramente Luperto. Farei un pensierino per sfruttare il momento felice di Felici, scusate il gioco di parola, e farei una riflessione su Prati, perché ieri Mazzitelli nei pochi minuti che ha giocato, però ha fatto vedere come si giocava, continuo movimento, rapido movimento, smarcamento, cercare di mettersi in una posizione per ricevere il pallone e giocarlo, tutte cose che Prati non ha fatto. Prati è confuso perché questa indicazione di stare un po' più avanti lo ha confuso, non sa bene qual è la posizione che deve tenere per entrare in possesso di palla e fare una giocata. Ne ha fatto una, pronti via, ha messo Borrelli davanti al portiere. A Borrelli era quella l'azione. Sì, era sì. dopo 3 minuti. Ha messo, e Borrelli ha messo proprio perché è entrato in possesso di palla nella zona giusta del campo, dopodiché finito, chiuso, spenta la luce. Quindi, ripeto, riassumo, Luperto in campo, Felice in campo e una riflessione su Borrelli, su Prati. E in ogni caso io credo che sia su Prati, se è il caso di riproporla ancora, perché ormai le prestazioni sono abbastanza negative, sono già 8 partite. Poi anche rinunciare a Esposito, ma insomma è uno che ha qualità tecniche e ci farei un pensierino. Ivan, grazie davvero di essere stato con noi. Peccato per i problemi di connessione, perché insomma ci siamo persi qualcosina anche delle tue risposte all'inizio, però insomma sei sempre graditissimo ospite, quindi davvero grazie per il contributo che ci regali ogni volta. Ci vediamo presto, spero in conferenza stampa, che se io non so se se riuscirò a esserci nella prossima, però insomma cerchiamo di vederci presto. Va bene? Ma io ringrazio voi, i 45.000 spettatori che mi risulta che abbiamo avuto. c'è stata l'impennata, il picco proprio. Il problema di connessione è per quello, perché c'è stato il picco e quindi capite, è tutto lì il discorso. Il piacere è stato mio, a vederci presto. Ciao a tutti. Ciao Ivan, grazie. Ciao. Grazie davvero per essere intervenuto questa mattina. Allora, io ti dico, caro Luca Di Leonardo, secondo me stasera la puntata di Cagliari Social Arena sarà bella pregna, non che di solito non lo sia chiaro, però secondo me oggi ci sarà tanto da discutere, tanti spunti interessanti temi. E quindi l'appuntamento vi rimandiamo alle 18:15 stasera con Cagliari Social Arena. Ricordaci chi c'è ospite. Abbiamo Andrea Frigo, un giornalista dell'ANSA, poi abbiamo cronache di Casteddu, Lorenzo Figus collegato, e poi vediamo, perché siamo un attimino in trattativa per un terzo ospite. Sorpresa. Così. Dipende se Luca Di Leonardo Bogara sa villa, come si suol dire. Ragazzi, mi ha dato un audio ora Andrea Frigo, tra l'altro, in questo istante. Grazie davvero a tutti coloro che hanno assistito a questa diretta. Mi piace quando c'è questo dibattito sia durante la diretta che nei commenti. Mi piace. Vabbè, diciamo che oggi era abbastanza scontato, perché davvero è stata una partita super divisiva quella di ieri, e quindi è giusto anche, no, avere questo pensiero diverso a seconda dell'ospite. È uno dei valori, secondo me, che stiamo portando avanti con le nostre dirette. Matteo Tidili dice no, l'appuntamento è alle 20, perché immagino che stasera giochiate di nuovo. Esatto, è stato di nuovo convocato darete spettacolo. Giancarlo Cornacchia ha preparato l'altra mano nel frattempo per farsi far male dal tiro di Matteo Tidili, che salutiamo ovviamente insieme a tutti gli altri. Nella stessa squadra la mettiamo, così non c'è rischio. Va bene ragazzi, allora grazie davvero. Con Buongiorno 131 ci ritroviamo ovviamente domani alle ore 10, mentre appunto, come dicevamo, Cagliari Social Arena ore 18:15 insieme agli amici di UTG. Grazie a tutti, buona giornata e sigla. Ciao ragazzi, sigla.
La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.